Grazie Presidente, cercherò di essere sintetico. Allora, ovviamente parliamo di un tema che è noto e conosciuto a tutto il Consiglio perché è stato discusso più e più volte. Le alluvioni del 65-66 hanno sicuramente lasciato il segno sul nostro territorio, nella memoria della collettività e lo dico in premessa, nessuno vuole buttare la palla in tribuna, come dice sempre l'assessore Fabio Scocimarro, e non c'è alcuna intenzione di dilazionare le tempistiche rispetto a quello che è un percorso che ormai è diventato ineludibile di fronte anche a quello che vediamo accadere a livello mondiale. Purtroppo i protagonisti del mondo della politica internazionale non trovano accordi sugli interventi per quanto riguarda la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatologici e pertanto credo che siamo chiamati a dover intervenire chiaramente sul nostro territorio. Per quanto riguarda il tagliamento, sappiamo che sono stati diversi gli interventi nel tempo, da De Marchi che propose un intervento a Pinzano, piuttosto che poi con le casse di espansione che furono osteggiate diedero vita al laboratorio tagliamento che portò a una serie di indicazioni condivise da parte dei soggetti portatori di interessi, erano veramente tanti. Tra questi vi erano la traversa di Pinzano, piuttosto che la valutazione di una traversa a Dignano Spilimbergo, un intervento di invaso nella zona di Madrisio e la messa in sicurezza di Latisana con tra l'altro la realizzazione del cavrato come forma di sfogo ulteriore del fiume Tagliamento. Nel corso degli anni c'è stata una forte discussione, anche una forte serie di interventi da parte di vari soggetti e autorità che ha portato a una situazione di confusione e su questo credo che sia da dare atto alla nostra Regione che ha trovato nell'assessore Fabio Scocimarro e nel Presidente Fedriga gli attori protagonisti rispetto al fatto di mettere un po' di ordine, di avviare un percorso che ha trovato una condivisione dall'autorità di Becino e dalla Regione Veneto per individuare una serie di interventi che sono stati di recente introdotti in quello che è il piano di gestione del rischio alluvionale del fiume Tagliamento. Su questo piano ci sono stati degli incontri sul territorio, è stata coinvolta la Commissione quarta in due circostanze e siamo arrivati all'ultima audizione, quella del 4 novembre scorso, nella quale c'è stato un forte confronto tra le parti e sinceramente da consigliere regionale assistere a quello che è stato un vero e proprio scontro tra una parte, quella della zona più vicina al mare rispetto a quella mediana. Penso che tutti quanti noi siamo chiamati a cercare di assumere un ruolo che è quello di cercare di trovare una linea di congiunzione e di condivisione rispetto a un tema che non può essere divisivo. È vero che i fiumi possono dividere, ma in questo caso noi dobbiamo trovare un percorso che consenta di garantire alla Tisana la sua sicurezza e allo stesso tempo saper ascoltare anche quelle che sono le necessità di salvaguardia di un ecosistema unico qual è il fiume Tagliamento. E allora durante quei lavori sono emerse una serie di posizioni, di perplessità, di dubbi espresse da autorità significative di rilievo come può essere l'ISPRA che per quello che sono stati diciamo, i tempi ristretti della discussione dei lavori che pur sono stati molto lunghi e che non ha consentito di poter avere un confronto vero fra i tecnici, che credo che siano quelli che nella sostanza devono poter intervenire su questo tema, perché la politica ha sicuramente una sua importanza, ma sono convinto che di fronte alla razionalità dei numeri può esserci solo una risposta, che è quella che i tecnici che si confrontino fra di loro. E allora, proprio per questo, memore di un'altra esperienza, che è quella positiva che è avvenuta con sicuramente anche in questo caso discussioni, quella della diga di Ravedis che ha consentito di portare un risultato importante che è quello di laminare la piena del Meduna Cellina verso Pordenone nella zona sud in occasione dell'ultima precipitazione importante del 2020, credo
che sia opportuno fare in modo che in autorità di bacino ci sia un confronto e una condivisione di quelle che sono state le scelte dei tecnici dell'autorità di bacino, che sono fondate su modelli avveniristici, con nuovi dati, con l'opportunità di conoscere in modo più approfondito quello che è il sistema idrografico del fiume Tagliamento. E poi aggiungo che ci sono state delle novità anche in audizione che sono emerse, ad esempio rispetto al fatto che c'è tutto un mondo legato alle associazioni degli agricoltori che si erano posti le casse di espansione a suo tempo, che oggi hanno dichiarato addirittura di essere disposti a cedere quelle aree per consentire una nuova progettazione di gestione del fiume. Allora, a fronte di tutte queste novità, ritengo opportuno, senza cercare di trovare dei rinvii, delle palle in tribuna, di avere l'opportunità di far sì che i tecnici siano ascoltati, e in questo invito, con quello che è la parte finale del dispositivo, la Giunta attraverso il soggetto attuatore, in questo caso che è il Presidente Fedriga, che si avvale dell'assessore Scocimarro, di fare in modo che ci possa essere un'audizione dei tecnici che sono espressi da parte delle amministrazioni comunali. Questo proprio per favorire quel dialogo che può anche stemperare quello scontro che c'è stato, che è la cosa che più dovremmo cercare di evitare, perché l'interesse che dobbiamo fare è quello di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo anche la bellezza del nostro ecosistema. Grazie. Grazie. Capozzi. Grazie Presidente, intervengo rispetto a questa mozione che continua a mantenere viva la discussione su un tema che ci è particolarmente caro, ovvero quello che si vuole fare sul Tagliamento, l'unico fiume in Europa rimasto senza barriere, senza opere di laminazione. Teniamo a precisare che la sicurezza dei cittadini per noi è importantissima e la si può perseguire senza che il tutto avvenga con opere impattanti come quelle prospettate. Ma facendo un passo indietro, la valutazione che facciamo è che si continua a fare confusione. Siamo partiti con una traversa adiacente al ponte di Dignano, per poi arrivare dopo qualche mese ad un ponte traversa previsto in una generalità di giunta, che è il valore di una dichiarazione rispetto alla delibera di giunta, perché vi era la presunta pericolosità del ponte di Dignano. Un'opera su cui a settembre del 2023 la Regione aveva ottenuto 46 milioni per aumentare il sedime delle due corsie di emergenza, comunque per renderlo, aggiungere una pista ciclabile, e tutto questo appunto per renderlo più attuale, ecco, e superando appunto quel discorso della pericolosità. Oggi, a nostro avviso, si continua a fare confusione, e la si fa con la mozione che ha presentato il collega Maurmai, perché nel dispositivo il collega chiede testualmente a promuovere l'audizione presso l'autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali di esperti e professionisti indicati dai comuni, al fine di migliorare la migliore comprensione degli interventi previsti nell'allegato 3B. Voglio precisare che gli interventi previsti nell'allegato 3B riguardano la traversa adiacente al ponte di Dignano, un'opera superata dalla stessa Giunta almeno a parole, con il ponte traversa, motivo per cui, consigliere Maurmai, abbiamo presentato un emendamento con cui chiediamo di sostituire le parole "al fine di favorire la migliore comprensione degli interventi previsti nell'allegato 3B" con "al fine di accelerare la realizzazione delle opere previste dal secondo atto integrativo del 15/2/2018", per chi non le conoscesse, le opere previste alla Tisana e mai completate, e di modificare gli interventi inseriti nell'allegato 3B con quelli maggiormente condivisi con tutti i comuni interessati. E questo perché avevamo chiesto che venisse fatta una valutazione ambientale strategica
del piano di rischio alluvione, la quale avrebbe riavviato la discussione, e quindi avrebbe potuto riaprire anche le porte al dibattito pubblico. Visto che questa richiesta è stata disattesa, quantomeno l'audizione tale richiesta verta a modificare gli interventi che ripeto, sono ormai superati dalle parole della Giunta, con quelli maggiormente condivisi da tutti i comuni interessati. Grazie. Grazie. Putto. Grazie Presidente, le chiedo anch'io un minimo di flessibilità sul tempo, ma non sarò lunghissimo. Ancora una volta, come già avvenuto per le altre opere strategiche in questa Regione, ci troviamo ad affrontare un tema cruciale come quello della protezione idraulica del territorio in un clima di forte contrapposizione. Prima di entrare nel merito e di dire cosa personalmente penso su questo intervento, esprimo una chiara e netta valutazione politica. Questa Giunta regionale ha gestito male gli aspetti comunicativi relativi all'opera, con dichiarazioni contraddittorie e a volte disordinate, che sono stati il combustibile della contrapposizione stessa. Il tutto con articoli di stampa senza un adeguato coinvolgimento delle amministrazioni di Spilimbergo e di Dignano, i cui sindaci abbiamo sentito in quarta commissione molto contrariati a tal riguardo, e dei portatori di interesse su un'opera così sensibile. Il solo fatto che plurime progettualità negli anni siano sempre state sistematicamente bocciate doveva essere un monito per procedere con ordine, invece si è preferito il caos e quindi lo scontro. E così va nuovamente in scena, anche in questo caso, nella peggior tradizione italiana, l'ho accennato nella mozione precedente, lo scontro ontologico tra il perseguimento della sicurezza e la tutela ambientale. Una battaglia che, se posta in questi termini, è persa in partenza da tutti, a discapito sia della politica che della scienza. Detto questo, nel merito. Ho attentamente letto la relazione che accompagna il documento preliminare all'avvio della progettazione dell'opera, nonché lo studio dell'autorità di bacino che lo sottende. E dal punto di vista idrologico e idraulico si tratta, a mio modesto parere, di un buon lavoro, che documenta i notevoli progressi scientifici che hanno caratterizzato la progettazione idraulica negli ultimi decenni. La scienza idraulica giocoforza si è evoluta e ha tratto giovamento dall'esperienza e dagli eventi accaduti rispetto al secolo scorso, e quindi non mi scandalizza che possa portare a conclusioni diverse da quelle che si ipotizzavano in passato rispetto alla gestione delle piene del tagliamento. Quei numeri e quelle conclusioni non le contesto e non le confuto a priori. In primo luogo perché le trovo fondate e in secondo luogo perché non tutte le alternative che ho sentito mi convincono fino in fondo. Ma la porta delle alternative, personalmente, ritengo sarebbe sbagliato chiuderla e anzi colgo l'opportunità di questa mozione del consigliere Maurmair per spalancarla. Ora spiego in quali termini. I cambiamenti climatici di cui tanto si parla e che fortunatamente ora quasi nessuno disconosce, ci dicono che oggi anche nella nostra regione, in termini di intensità di precipitazione e di violenza dei fenomeni piovosi, non di quantità complessiva, pur in presenza di periodi siccitosi, piove molto più rovinosamente di un tempo, specialmente in pianura. Traduzione, il medio e basso corso del tagliamento è chiamato a convogliare in alveo, con frequenza sempre maggiore, portate indotte superiori a quelle ordinarie, favorite dalla preoccupante impermeabilizzazione del suolo. Di fronte a questo quadro di riferimento, forti delle moderne conoscenze in ambito scientifico e consapevoli che l'opzione zero, ovvero lasciare tutto così com'è, rappresenti il fallimento sia della politica che della scienza, non possiamo affrontare la questione in modo semplicistico, mi avvio Presidente, né con frasi come il tagliamento non si tocca, né al contrario con valutazioni tecniche aggressive che non tengano conto dell'immenso valore ambientale, culturale e antropologico che il tagliamento incarna e che le nuove conoscenze naturalistiche potrebbero valorizzare. Cosa fare quindi senza rimanere nel vago? Innanzitutto ritengo aberrante l'ipotesi di una traversa laminante a Monte del Ponte con un'elevazione di 4 metri al di sopra del piano viabile e va detto in modo chiaro, con atti e non con parole, che questa ipotesi progettuale non sarà attuata, non solo e non tanto in modo generico come è avvenuto con la generalità di giunta 1076 del 16 luglio 24, ma con atti deliberativi chiari, trasparenti e resi pubblici. 2.
si apra un vero tavolo di confronto con tutti i portatori di interesse e gli studiosi che vogliono apportare i propri contributi di idee, dandosi un tempo predefinito per l'ascolto e stabilendo nella successiva fase di sintesi una comunicazione chiara e univoca delle decisioni assunte. Le chiedo di andare a concludere. Arrivo. 3. Si stabilisca in modo giuridicamente inoppugnabile il significato delle direttive europee e dei regolamenti ambientali rispetto al tagliamento. E 4. Ritenendo valida l'ipotesi di interventi diffusi lungo l'intera asta del fiume, tra cui la laminazione in alveo attivo nel tratto montano, credo che sia opportuno garantire a monte di Dignano il maggior volume di laminazione possibile rispetto a quello richiesto dall'autorità di bacino, ricavandolo anche attraverso un adeguato e congruo sghiaiamento, ma anche portando avanti tutti gli altri interventi verso valle, senza dividere, come ha detto correttamente il consigliere Maurmeier, e su questo sono d'accordo, monte e valle con una battaglia assolutamente sterile. Alla luce di tutto questo, propongo al consigliere Maurmeier, condividendo il dispositivo della mozione, di aggiungere semplicemente anche il fatto di promuovere entro un congruo ma predefinito periodo di tempo l'ascolto alla presenza dei tecnici dell'autorità di bacino di tutti i portatori di interesse e degli esperti del settore che desiderino esporre soluzioni alternative scientificamente connotate alle problematiche delle piene del tagliamento. Su questa proposta dovrà naturalmente poi pronunciarsi il primo firmatario, quando ha il pronunciamento me lo dice. Onsel. Presidente, noi tutti diciamo, siamo rimasti sconcertati appunto dalla conflittualità che abbiamo testimoniato, che c'è stata diciamo, testimoniata in occasione dell'audizione. Però appunto qui la Giunta non è stata, o perlomeno diciamo, il contributo che veniva dalla Giunta non è stato sufficientemente chiaro, cioè gravissimo, cioè qui non si capisce se si sta parlando di 2 strutture o di una. Tra l'altro se si parla di una, cioè di realizzare le luci mobili, adesso non so quali tipo di altre appunto vocabolo per le paratie mobili sul ponte, era emerso anche il fatto che il ponte fosse vincolato dalla soprintendenza e dunque non potesse nemmeno venire toccato. Ebbene, quindi abbiamo 2 proposte, una dice che si fanno 2 oggetti nel fiume e l'altro dice che se ne fa uno solo, ma questo unico oggetto che si fa nel fiume in realtà non si può fare perché la soprintendenza lo bloccherebbe. Ma insomma, vogliamo chiarire questo punto oppure no? Questa mozione, come giustamente la consigliera Capozzi ha evidenziato, non lo fa. Allora, io apprezzo che qui sono state fatte 5 pagine di premesse e certamente dietro c'è un sacco di lavoro, ma non è, questo diciamo, offusca la chiarezza di quello che noi qui andiamo a deliberare, cioè ciò che conta è quello che c'è scritto dopo, tutto ciò è premesso. Che cosa chiediamo? 2 o 1? Qui alla fine si chiede 2, allora, ma già la Giunta ha detto che il 2 è superato. Dunque, per questo io l'unico modo nel quale posso considerare questa mozione come appunto condivisibile, pertanto sarei anche disposto, anche se confesso che alla fine uno rimane un po' disorientato con tante premesse, ma comunque potrei votarla a favore e se viene accolto l'emendamento della consigliera Capozzi e le chiedo se posso sottoscriverlo, se appunto accetta la mia firma, se no non voterò a favore. Grazie. Grazie Pellegrino. Grazie Presidente. Senta, anch'io le chiedo veramente di avere un attimo più di pazienza, perché questa è una tematica che certo, però mica comprendo. Allora, scusi, parlo sull'ordine dei lavori. Allora, a questo punto, non facendo parte della Capigruppo, sinceramente, 2 temi così importanti come quello del lago di Cavazzo, che non era troppo scontato che andasse così come è andata, e quella del ponte sul tagliamento, sono 2 tematiche così importanti che dedicare solo mezz'ora per la prima e 3/4 d'ora per la seconda credo che sia assolutamente così non congruo, soprattutto per le tematiche che ci stiamo portando avanti da mesi.
Chiuso l'ordine dei lavori, le ribadisco quello che ho detto prima, nel prossimo capigruppo cercheremo di calendarizzare meno mozioni. Purtroppo c'è la richiesta da parte dei capigruppo di una continua calendarizzazione di mozioni, per cercare di venire incontro a tutti si cerca di restringere i tempi perché ovviamente quelli sono. A questo punto daremo tempi più lunghi, un'ora, un'ora e mezza minimo a mozione, dopodiché chiaramente le mozioni saranno 3 e non 6. L'importante è che poi non ci sia una richiesta continua di calendarizzazione di mozioni. Comunque, ribadisco, sono d'accordo con lei sull'osservazione che ha fatto, perché questi temi richiedevano tempi più lunghi, quindi obiettivamente andiamo a prevedere dei tempi che poi non vengono rispettati perché è impossibile rispettarli. Pertanto le passo la parola, le chiedo naturalmente, come ho detto prima, l'elasticità c'è, chiaramente che 3 minuti non diventano 8 minuti, insomma, o 6, cioè non si raddoppino. Ecco. È vero, solo che a volte sono programmati 3 giorni di consiglio, non 2. Ma a quel punto facciamo i 3 giorni. Moretti, cioè, potremmo anche fare 3 giorni di possiamo consiglio, decidere di fare 3 giorni o 2 giorni e mezzo, non è un problema, ecco. Basta decidere in modo tale da... No, ma non per altro, ma perché poi alla fine programmiamo un qualcosa che non riusciamo a rispettare, no? E quindi non è... E c'è poi frenesia nell'affrontare gli argomenti. Prego Pellegrino. Grazie Presidente. Questa mozione è arrivata a pochissimi giorni dopo la lunghissima audizione, peraltro non ancora terminata in Commissione, richiesta per discutere dell'idea progettuale per la realizzazione di un ponte laminante all'altezza di Dignano e Spilimbergo. Questa mozione appare come un'iniziativa che lascia ancora spazio al dibattito e alla comprensione del progetto, illustrandolo dove? Nella sede dell'autorità di bacino. Autorità che, va detto senza mezzi termini, raramente si presenta alle audizioni e quando accade non solo si sottrae alle domande dei consiglieri regionali, come è accaduto durante l'ultima audizione dello scorso novembre, ma anche non partecipa nemmeno alla seduta pomeridiana per ascoltare i 3 interventi tecnici, tra cui quello dell'ISPRA. Ricordo che l'ISPRA è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente, esattamente come l'Istituto Superiore della Sanità, quello del Ministero della Salute, che hanno manifestato tutte le criticità in merito alla realizzazione del ponte laminante. Richiedere che la Regione si impegni a promuovere un'audizione presso l'autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali con esperti e professionisti indicati dai comuni al fine di favorire la migliore comprensione degli interventi previsti sul tagliamento, eccetera, eccetera, equivale a dire che volete completamente tacitare il Consiglio, in particolare i consiglieri di opposizione, e imbonire i sindaci del Medio e Alto Friuli che mal digeriscono il vostro progetto. Stupisce che non vi sia stato chiaro il fatto che procedendo così inasprite ancora di più le tensioni che già sono esplicite tra la cittadinanza e tutti gli altri attori. Sarebbe invece necessario che si completasse la discussione in Commissione alla presenza dell'autorità di bacino che in modo così caparbio vuole portare a termine un progetto che, ante litteram, fa acqua da tutte le parti, o meglio, porta acqua solo a chi con quest'opera vuole generare economia e business a partire da un lato dalla liberazione della inedificabilità di aree a valle delle opere, garantendo di poter passare da aree con pericolosità 4 ad aree P2, P1 e via. E dall'altro di permettere ai mezzi pesanti che transitano fuori dall'autostrada di poter accedere agevolmente e non superare il tagliamento attraverso un ponte vetusto. Si legge già nella mozione, è pericoloso completando l'assetto viario già realizzato con la variante di Dignano e con la prossima bretella di Barbeano. E quindi si prendono 3, 4 e chissà quanti altri piccioni con una sola fava. A onor di memoria vorrei ricordare ai consiglieri che il ponte di Dignano, oltre a essere vetusto e bisognoso di un'importante manutenzione, è attualmente sottoposto a vincolo della soprintendenza. Pertanto, prima di essere abbattuto, forse si dovrà attendere l'attuazione della legge Calderoli, che avoca a sé, anzi alla Regione, la competenza della soprintendenza. Inoltre mi chiedo come mai la Giunta Fedriga, che ha realizzato il cantiere e completato l'opera della variante di Dignano così come voluta dalla Giunta precedente, che aveva dichiarato assieme ad FVG Strade che il ponte era in perfetta forma, non ha immediatamente bloccato i lavori quando si è resa conto che il ponte era pericolante. Come mai ve ne accorgete solo ora? Forse perché oggi vi fa comodo demolirlo per
realizzare il ponte laminante, assieme a quella viabilità che parte dall'uscita autostradale di Gemona, passa per Maiano, San Daniele, Dignano, Spilimbergo e poi si mette a Cimpello Sequas, per poi trovare nel nuovo tracciato della Gronda Nord di Pordenone, per poi finire in Veneto, così come voluto da 30 anni di dibattito, ma che nessuno ha mai avuto voglia di metterci le mani, perché è consapevole che lasciare i mezzi in autostrada sia più utile per tutti. Dal momento che anche l'ingegnere Onsel, durante l'ultima audizione, ha detto che quel tratto di Gronda Nord non sgraverà il traffico della strada statale 13. Ecco, questo è un progetto che risolverà i problemi delle piene, non è un progetto che risolverà i problemi delle piene e nemmeno quello del traffico. Anche perché, avete detto voi stessi, l'ingegner Canale ha dichiarato in Commissione che non esiste un progetto che dia totali garanzie, ma sicuramente sulla carta permetterà a chi investe nelle aree Larica, Lignano, Sabbiadoro di poter procedere con le edificazioni. Mi avvio alle conclusioni, Presidente. Ecco, la paura della perdita di vite umane, come è accaduto qualche settimana fa a Valencia, dovrebbe invece farvi procedere in modo completamente differente. Innanzitutto fare una costante manutenzione dell'alveo del fiume dalla sorgente alla foce, creeremmo molti posti di lavoro, bloccare le nuove costruzioni in aree a rischio, non procedere con la realizzazione di inutili percorsi stradali, mettere immediatamente in sicurezza il ponte esistente e mantenere il traffico pesante in autostrada. Inoltre, e chiudo, alla luce della ratio e dell'applicazione del vigente PGRA, è necessario proteggere le vite umane, il patrimonio edilizio e le infrastrutture, consentire lo sviluppo edilizio e infrastrutturale solo dove non vi siano rischi. Procedendo così abbiamo eliminato molte delle motivazioni per cui è necessario realizzare il ponte laminante. E concludo. Sarebbe necessario quantificare i danni occorsi nel 1966 e dal 66 ad oggi e adiuvati dalle nuove tecnologie, studiare un sistema di alert che permetta alle persone di mettersi in sicurezza, non come è accaduto a Valencia, che si è attivato con un ritardo irrimediabile, e creare un fondo per coloro che in caso di piena subiscono danni materiali. Ecco, le soluzioni ai problemi sono sempre molteplici, il punto è quali sono i problemi che vogliamo risolvere. Grazie. Martinez. Grazie Presidente. Io non riesco a entrare nei particolari tecnici come ha fatto la collega Pellegrino, perché sicuramente poi non è neanche mia intenzione farlo, non avendone le conoscenze approfondite del tema e poi anche non essendo un esperto in materia. Però io pongo un problema, prima di tutto di trasparenza. Quando si fanno queste grandi opere serve da parte di chi fa politica, da chi ha il governo di una regione, di un comune, di un ente particolare, quello che è, serve trasparenza, perché con la trasparenza si spiegano le cose, si cerca di farle capire e si cerca non la totale, forse non si riesce mai ad avere la massima condivisione, ma si cerca di trovare la massima condivisione su interventi che in ogni caso io ritengo, questo come altri, non possono evitare un minimo di impatto ambientale. Cioè io non riesco a immaginare che risolvere il problema del tagliamento, il problema dei rischi che ci sono dovuti alle alluvioni, che si possa risolvere il problema senza fare un intervento che non abbia un suo impatto ambientale. Quello che va fatto è, a mio avviso, quello di cercare il più possibile di trovare un intervento che abbia un minimo impatto ambientale, che d'altra parte assicuri la sicurezza e, signori miei, visti tanti anni, tanti studi, io ho letto la bozza del libro col primo firmatario Maumeier, cioè che tanti studi fatti, tanti percorsi fatti, penso che sia il tempo di assumere una decisione. Questo è un primo tema. Secondo tema, io leggendo la mozione mi è sembrato, 4 pagine di mozione, poi 4 righe di dispositivo, mi è sembrato che ci fosse una sorta, da una parte una ricerca di ricomporre dei contrasti che ci sono sicuramente all'interno della maggioranza, dei contrasti evidentissimi e resi noti in audizione, ma poi lo leggiamo che succede tutti i giorni, sul territorio, fra sindaci dello stesso colore politico. No? Allora, forse questa mozione io l'ho intesa
e mi sbaglierò forse, l'ho intesa come una mozione che tendesse a dilatare i tempi, ad allungare, no, il percorso in maniera tale che si riuscisse un po' a sbollire, no, che passasse la nottata, come si dice. In questo momento qua il tema è molto caldo. Ed ecco perché poi ci sarà una mozione fatta da noi che pone dei limiti, poi lo presenterà il capogruppo, un emendamento, scusate, del capogruppo Moretti lo presenterà, ma che tende, no, a definire un arco temporale ragionevole per capire qual è la direzione alla quale vuole andare questa giunta. Perché questo, guardate, torno un po' indietro e ripercorro, e chiudo perché non serve, ripercorro il tema acciaieria. Il tema acciaieria, ve lo ricordate, no? Quali problemi, quali contrasti, il territorio che diceva di no, salvo qualche eccezione, poi alla fine, no, interviene il Presidente Federica, no, detta la linea e alla fine poi si arriva con una generalità di giunta che dice che l'acciaieria non si farà più. Ora io, anche in questo caso, visto che esistono questi contrasti, esistono queste situazioni difficili da comporre, io chiedo, senza con ciò chiaramente voler male e rispetto che ho nei confronti dell'assessore Scocimaro, che il Presidente Federica intervenga in maniera netta, intervenendo sui territori, intervenga no, all'interno della propria maggioranza per trovare una soluzione che dia sicurezza al territorio, quindi soprattutto alla parte bassa, e che trovi con urgenza, con la massima urgenza, un intervento che abbia il minore impatto possibile. Questo è quello che a mio avviso può essere la soluzione, ma la soluzione va trovata in tempi molto rapidi, perché quello che abbiamo visto, quello che vediamo e che leggiamo sui giornali che succede nel mondo ci chiede un'azione di responsabilità che dobbiamo tutti noi farci carico. Grazie. Spagnolo. Grazie. Beh, io comincio il mio intervento ricordando naturalmente dove siamo e quando siamo. E sono passati 58 anni dalle alluvioni di Latisana del 65 e del 66. Da allora abbiamo ascoltato, sono state proposte tutta una serie di interventi, tanti, tutti concordi, devo dire, così come gli studi, nella necessità di trattenere a monte il quantitativo d'acqua che da Latisana alla Foce non può essere gestito in sicurezza. Questi interventi che sono stati proposti sono stati inizialmente la diga di Pinzano, poi le casse di espansione, la traversa di Pinzano, adesso è stato proposto questo nuovo intervento. Iter per arrivare alle proposte degli interventi che sono durate tanto tempo, che hanno coinvolto sempre i sindaci, tutte le persone interessate. Laboratorio tagliamento è la commissione, l'ultima, diciamo così, che abbiamo visto, seppure sia stata istituita nel 2010. Tutti i soggetti coinvolti, tutti i confronti possibili e immaginabili hanno portato ad una serie di soluzioni, di possibili soluzioni. La traversa di Pinzano è stata raccolta nel piano di gestione del rischio di alluvione e anche lì per l'aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvione incontri sul territorio con tutti i soggetti. Io sono stata assessore in Comune Latisana dal 2006, insomma io mi ricordo De Anna che era venuto a comunicarci che sarebbe stato istituito il laboratorio tagliamento. Vi assicuro 4 mesi. Bene, sono passati degli anni e sono passati tanti anni soprattutto perché l'esito di quel laboratorio fosse raccolto nel piano di gestione del rischio di alluvione. Ho partecipato agli incontri che l'autorità di bacino aveva promosso sul territorio per arrivare alla redazione di questo piano. Tanti incontri. C'ero anche quando è venuto a Latisana nel 2019 Angelo Borelli, allora capo della Protezione Civile,
c'era entrambi gli assessori che sono qui presenti oggi, l'assessore Riccardi, l'assessore Scocimarro, con i comuni, rappresentando l'elevatissimo rischio che si corre in particolare alla Tisana, e con i comuni, poi anche quel procedimento lì, insomma i comuni si sono rifiutati di portarlo avanti. Allora, a me non sorprende che adesso che è stato proposto, peraltro annullando un procedimento che è durato anni, che è stata proposta quest'opera, ci sia la solita rivoluzione. Io sono però certa del fatto che se ogni volta facciamo così e torniamo indietro perché c'è qualcuno che si lamenta, che ci sarà sempre, non arriveremo mai alla soluzione, come non siamo arrivati dopo 58 anni. Allora, che cosa abbiamo poi vissuto nell'ultimo periodo? Abbiamo vissuto la tempesta Vaia, abbiamo visto che cosa può succedere anche nel nostro territorio. Sappiamo che non ci sono state le devastazioni che potevano benissimo esserci perché si è, diciamo così, scatenata non completamente nel bacino del Tagliamento, ma ha preso sia il bacino del Tagliamento sia quello del Piave. Ho chiesto le simulazioni per capire quelle che saranno che sarebbero stati gli esiti alla Tisana se Vaia si fosse riversata interamente sul bacino del Tagliamento. Le sto ancora aspettando. Poi che cosa caratterizza anche Consigliera, chiedo anche a lei sì, concludere. la discussione sul tagliamento. Tutti che escono, comitati, ambientalisti, ci leggiamo sulla stampa addirittura questo geologo Tozzi che ci dice che la Tisana si deve spostare. E tutta una serie di queste situazioni incredibili. Allora io dico, con il rischio che viviamo adesso, attualissimo, stasera potrebbe succedere qualcosa di gravissimo. Noi siamo qui ancora a parlare, mozioni che hanno sempre la preoccupazione di quelli che devono subire i lavori, degli ambientalisti, di quello che c'è il tagliamento, il re dei fiumi, che guai a toccarlo. Allora io voglio che la preoccupazione numero 1 sia la sicurezza di Latisana e del Basso Corso. Dobbiamo avere quella come... Voglio vedere mozioni per la sicurezza di Latisana, voglio sapere se i lavori proposti tutelano il Basso Corso, la vita delle persone. E voglio anche, e perdonatemi, io lo pretendo, chiarezza, perché se diciamo che sono stati proposti dei progetti che suscitano problemi, creano problemi, non sono sostenibili e una cosa è un'altra, allora non è che depositiamo, fra l'altro la mia maggioranza, una mozione per un'audizione che non si capisce poi alla fine che cosa deve fare, 5 tecnici, 4 tecnici, cioè, allora seriamente chi di competenza dichiara come si chiude questo procedimento che ha portato a quest'esito che non può essere accolto e come si riprende un procedimento serio, perché qui stiamo parlando di cose serie e importanti, per cui a me spiace, io non posso accettare questo tipo di atteggiamento, non lo può accettare il mio territorio, il mio sindaco, la mia maggioranza, ma anzi tutto il Consiglio Comunale di Latisana, il territorio interessato da questa situazione incredibile. Abbiamo urgenza di avere i lavori di messa in sicurezza. Grazie. Grazie. Pozzo. Grazie Presidente. Per quanto mi riguarda il problema non è il merito della mozione, su cui possiamo essere anche d'accordo.
di là che poi sono 4 pagine di premesse, quindi già questo la dice lunga sul fatto che non è che facciamo tanta fatica a essere d'accordo su 4 pagine di premesse. Ma mi permetto di dire che il problema non è appunto il merito della mozione, ma la credibilità politica su questo tema della proposta. E con franchezza mi rivolgo al primo firmatario, ma ormai Fratelli d'Italia, state facendo tutti voi, tutto voi state facendo. Ve la cantate, ve la suonate. Ve la cantate, ve la suonate. Perché fa, caro collega, la mozione al suo assessore del suo partito. Allora, perché poi se no le cose si dimenticano, fine 2023 avete festeggiato in diversi che Pinzano è sparita dalla circolazione. Avete cambiato il piano di gestione rischio alluvioni dicendo che andava messo Dignano e Valmo. Sulla base di che cosa? No di valutazioni politiche. Avete detto più volte, sulla base di valutazioni tecniche. Lo avete detto voi e lo avete difeso come assessorato, come direzione, come autorità di bacino, il fatto che il piano di gestione rischio alluvioni lo avete cambiato sulla base di modelli tecnici. Siamo andati in giro, perché anche io c'ero e c'era anche lei, caro collega, alle iniziative sul territorio dove avete difeso questi interventi e avete dichiarato di avere tecnicamente le spalle coperte su questi interventi. E ora, dopo un anno, a chiedere gli approfondimenti, come primo firmatario, è un componente di Fratelli d'Italia, presente a quegli incontri. Forse per far finta di tutelare il territorio? Allora io ve lo dico con franchezza, volete tornare a Pinzano? Ditelo. Volete non fare nulla? Ditelo. Volete continuare con Dignano come la delibera di giunta regionale prevede della vostra giunta? Ditelo. Noi abbiamo chiesto, come opposizione, perché mi pare anche ovvio, chiarimenti. Perché li abbiamo chiesti chiarimenti? Perché c'è stata talmente tanta confusione, perché se su Dignano non si chiariscono gli aspetti, vi parlo durante il 2024, se non si dice niente a Valmo, e ve lo abbiamo detto più volte, è chiaro che il territorio te lo trovi subito contro, perché non gli spieghi neanche come sono queste casse di espansione. Vi ricordo, tra l'altro, che qua si parla di Dignano, di Latisana, ma Valmo è sparito completamente, come se non ci fosse. Chiudo dicendovi che, con massima franchezza anche su questo, penso che mi avete capito che io non è che faccio strumentalizzazioni, ma le cose le dico con franchezza, perché su questa roba la franchezza deve esserci. Non scaricate sui comitati e sugli ambientalisti, perché di fatto, e lo sapete bene, chi governa ha l'onere di decidere e ha l'onere, coinvolgendo il territorio, cercando di tenerlo unito il territorio, anche con chiarezza, non favorendo confusione in vari passaggi, perché è stata favorita confusione, ha l'onere di dire quale opera intende fare. Io l'unica cosa che dico rispetto a quella mozione, e l'ho detto anche prima sul lago di Cavazzo, le mozioni dove non ci sono date sono aria fritta per quanto mi riguarda. Su questi impegni, nel senso che quando ci sono impegni di questo tipo, se non ci sono date è aria fritta. E io penso che ci sia un doveroso rispetto anche nei confronti dei territori a mettere delle date quando si fanno questi impegni, non 4 pagine di premesse e 2 righe finali. Chiudo, ovviamente priorità alla sicurezza, cercando il più possibile di mitigare gli impatti. Questo è evidente. E la battuta gliela faccio fino in fondo, caro collega, perché vedo anche il collega Di Bert che si agita. Ma governare non è solo dare finanziamenti per il Natale, il 1,5 milioni per il Natale. Governare purtroppo comporta anche queste problematiche e anche queste responsabilità. Va bene? Ecco, grazie. Moretuzzo. Sì, grazie Presidente. Ma Preso atto che Di Bert era assolutamente tranquillo e non era agitato, prego Moretuzzo, lasciate intervenire Moretuzzo, prego. Grazie Presidente, ma
mi sembra di capire che la maggioranza ha qualche problema con questa mozione. Qualche problema con questa mozione e in generale qualche problema con il tema del tagliamento. Ci sono sensibilità diverse, ricorda giustamente il collega Polesello. Mi sembra che le sensibilità stanno trascendendo un po' l'ambito delle sensibilità e si traducono poi in prese di posizione politiche legittime, ma diverse, che poi si traducono anche in atti, perché io ho letto con grande attenzione la mozione del collega Maurmai, la prima firma del collega Maurmai, e credo che il dispositivo sia un passaggio positivo. Sottoscrivo quanto detto prima dal collega Putto, è un'apertura ad un confronto ulteriore. D'altra parte, credo non potrebbe essere diversamente dopo l'audizione che c'è stata in aula su questo tema qualche settimana fa, come giustamente ha ricordato il collega nell'illustrazione della mozione. Dopo aver ascoltato quello che abbiamo ascoltato, non si può non dire che dobbiamo fare un approfondimento, quantomeno, di quello che sta succedendo. Bene. Poi vedo l'emendamento arrivato a prima firma del collega Calligaris, che dice un'altra cosa. Allora, mettessi d'accordo, prima di presentare la mozione, no? Perché l'emendamento dice, tenuto conto che a seguito della delibera della Generalità di luglio, sarà avviato nei prossimi mesi, fa riferimento alle opere previste dal Piano Generale di Rischio Alluvioni che si definiranno compiutamente nel 2025. Allora, la delibera di Generalità di luglio parla di un'unica opera, ponte che fa da traversa laminante. Mi sembra sia in contraddizione col dispositivo della mozione. Allora, o dite andiamo avanti velocemente con quanto previsto nel Piano Generale Rischio Alluvioni e previsto, no, di fatto nelle generalità di giunta del mese di luglio, oppure dite apriamo il confronto, perché le due cose non stanno assieme. Bisogna che vi mettiate d'accordo, primo elemento. In generale mi sembra che ci sia una grande difficoltà ad affrontare questo tema, ma lo dicono gli atti, no? Faccio una brevissima lista di quello che è successo nella passata legislatura, perché a mio modo di vedere, sommessamente, credo che stiate facendo una serie di errori. Avete bocciato nella passata legislatura la proposta arrivata dall'opposizione di costituire una zona speciale di conservazione tra il ponte di Pinzano e quello di Cimano. La zona speciale di conservazione è sopra il ponte di Cimano e sotto il ponte di Pinzano, in mezzo non c'è niente. Era uno dei temi legati alla traversa di Pinzano. Avete bocciato quella proposta. Avete bocciato la proposta di riconoscere il tagliamento come patrimonio dell'umanità, sollecitata da grandissima parte della comunità scientifica che sollecita di nuovo, l'avete bocciata. Avete lanciato l'idea del MAB UNESCO nel 2021. Avete detto che entro maggio 2023 avreste avuto l'esito di quella proposta di istruttoria a riconoscimento MAB. Sparita dai radar, avete addirittura tolto gli ultimi fondi che c'erano sul capitolo, quindi il capitolo sul MAB UNESCO oggi sta a zero. L'11 aprile fate una delibera di giunta in cui approvate uno studio che dice che bisogna fare una traversa laminante vicino al ponte. Il 16 luglio fate una generalità che dice un'altra cosa, che fate il ponte che fa anche da traversa. Allora, mettesi d'accordo, no? In più, oggi arriva la mozione, 20 novembre, 21 novembre, discutiamo una mozione a prima firma di un consigliere di Fratelli d'Italia, che se non ho perso qualche pezzo è dello stesso partito dell'assessore all'ambiente che ha fatto tutte queste cose, che dice ragioniamo bene, perché effettivamente questa cosa della traversa va discussa. In questi giorni noi discuteremo il DEFR, che andrà in aula domani in prima commissione. Nel DEFR c'è scritto che sono stati individuati 2 presidi necessari a garantire la sicurezza idraulica del medio e basso corso, che comportano la realizzazione di opere del costo di circa 300 milioni di euro, che, fermo restando il reperimento delle risorse finanziarie, nel 2025 saranno avviate le procedure di evidenza pubblica. Nel DEFR. Allora, cosa serve questa mozione? Che io voterò, Io voterò, ma allora è una mozione che serve per tacitare i sindaci che sono venuti qui a protestare per quello che state facendo, o è una mozione che serve per cambiare il modo in cui state lavorando su questo tema? Tutte queste cose assieme non stanno, non stanno tutte assieme. E faccio mie le preoccupazioni della collega Spagnolo, perché il problema non è solo la naturalità del fiume, il problema è la sicurezza di chi vive alla Tisana e nelle zone che rischiano di andare sotto. Questo balletto non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno e non è rispettoso di un dibattito serio. Allora,
Per quanto mi riguarda, ripeto, la mozione ci sta tutta, con dei tempi certi, quindi bene anche i solleciti che sono arrivati anche dal collega e non solo sulla definizione di tempistiche, ma smettetela di prendere in giro su questo tema. Perché se guardiamo gli atti e la loro conseguenzialità rischiano di essere, e chiudo, veramente una presa in giro. Bene, non vedo altri interventi. Amirante, prego. Grazie Presidente. Mi ricollego alle parole del consigliere Pozzo, che parla di confusione, e credo che, e ringrazio il collega Markus Maurmeier per aver proposto la mozione, visto che questa sera da parte della consigliera Pellegrino sono venute fuori delle cose assolutamente non vere, non solo inesatte, proprio non vere. Dire che l'intervento che è finalizzato alla sicurezza e che è stato deciso nel piano di gestione degli alluvioni, da cui poi ricadono gli interventi della Regione, serve a rendere edificabili i terreni che adesso sono inedificabili perché soggetti a esondazione, è una bestialità che mi permetto da tecnico non voglio mai più sentire in quest'Aula, perché il livello è troppo alto per dire una bestialità del genere, perché noi abbiamo un piano e lavoriamo proprio per evitare che succeda questo in qualunque tipo di territorio, ma non solo per il non consumo di suolo, perché è proprio profondamente sbagliato. Quindi accusare la Regione che intende fare questo tipo di intervento per favorire la cementificazione e la costruzione di qualunque genere e tipo lungo le sponde, che passeranno da elevati gradi di rischio e pericolosità per ridurli a un P1, P2, dove comunque ci sono delle regole certe che l'autorità di bacino ha messo di comunque di inedificabilità, ma solo di mantenimento eventualmente delle costruzioni esistenti in taluni casi. Vedasi Villanova Vecchia, che qualcuno qui in aula sa benissimo che ricadono in area addirittura fluviale a Pordenone, ma che non ha mai proposto di spostare. Quindi bisogna essere chiari su questa cosa. Quello che è stato dichiarato oggi dalla consigliera Pellegrino non corrisponde al vero, è una stupidaggine, è una cosa che viene raccontata dai comitati e che è vergognosa, perché non c'è nessun atto, nessun documento e non esiste neanche nel piano di governo del territorio esistente, che è il vecchio PURG. Quindi è una cosa assolutamente che non va detta, perché non corrisponde al vero. E io sinceramente sono anche un po' indignata di quanto è stato detto. La seconda cosa riguardo al ponte, su cui le interlocuzioni con la soprintendenza sono in corso, dobbiamo avere un ulteriore incontro io e il collega Scoccimarro, ci sono delle grandi perplessità, chiaramente, da parte della soprintendenza in prima battuta, che ha visionato il primo progetto, cioè quello di allargamento del ponte, per il quale sono stati riconosciuti 46 milioni non per allargarlo, ma per mettere in sicurezza una parte delle pile delle fondazioni che sono state comunque rovinate a causa delle piene che ci sono state nel tempo e non sono mancate. E questo allargamento andrebbe a compromettere completamente la tipologia del ponte, anche senza demolirlo, e probabilmente l'intervento non sarà possibile eseguirlo. Quindi da lì è chiaro che il ragionamento è stato di valutare anche la possibilità o di demolizione o di dismissione del ponte a favore di un altro manufatto. Proprio dopo le prime interlocuzioni con la soprintendenza, realizzare l'allargamento, cioè con la completa demolizione delle paratie del ponte e dei parapetti, che sono una parte storica che ha più di 100 anni, esattamente come il ponte stesso, e andare a ingabbiare completamente la struttura per consentire, guardo il consigliere Puto che comprende bene la problematicità tecnica della questione, andrebbe a snaturare completamente la natura del ponte, rendendolo un altro oggetto. E quindi è chiaro che su questo, con la soprintendenza, che attende chiaramente un progetto che ancora non c'è e per il quale chiaramente è indispensabile avere un documento formale, perché la soprintendenza non si esprime con pareri se non c'è una documentazione tecnica che sia almeno di livello, diciamo, ex preliminare. Quindi con questo
ho voluto specificare quanto è corrispondente al vero e quanto no, così come la baggianata, che non è stata detta dall'ingegnere Onsel, e mi permetto di correggerla, che la Gronda Nord non serve a niente perché tanto la Ponte Vana continuerà a avere quel traffico. Nel secondo principio dei vasi comunicanti, no, io so perfettamente che cosa ha detto perché c'ero anch'io, assolutamente drenerà il traffico della statale 13, la quale assorbirà il traffico urbano delle città del conurbamento. Ascolti bene quando parla l'ingegnere Onsel perché c'è in tutti i suoi documenti, quindi anche questa inesattezza mi permetto di andarla a chiarire. Grazie. Allora, prima di passare la parola all'assessore Scocimarro, ci sono 3 emendamenti, un emendamento Caligaris di Bert, un emendamento Moretti, Celotti, Martinez, Pozzo, Conficoni, Fasiolo e un emendamento Capozzi. Allora, innanzitutto chiedo al consigliere Mormairi cosa intende fare rispetto a questi emendamenti, quali accetta e quali non accetta. Allora, sicuramente per quanto riguarda l'emendamento Capozzi, credo che ci sia un errore di fondo che non può essere ricevuto perché stiamo parlando di un'audizione presso l'autorità di bacino che ha individuato le opere che non vanno a puntualizzare quello che ha detto la consigliera Capozzi, quindi si parla in genere di una traversa laminante fra Dignano e Pinzano ed è corretto quello che ho scritto, quindi forse rimando al mittente il senso stesso della correzione, forse prima bisognerebbe leggere a fondo e comprendere quello che viene portato in aula. Quindi l'emendamento Capozzi viene escluso? Esatto, per quanto riguarda la proposta del collega Putto, Moretti? Io ho anche Putto segnato che ha fatto una proposta. Io mi ero segnato una sua... Comunque... Presidente, se vuole procedo intanto con Moretti. Sì, grazie. Intanto vediamo di capire dove è finito l'emendamento Putto. Grazie. Ma era un emendamento o un intervento? Cos'era, scusi? Sì? Emendamento, sa che glielo anche... allora, per cortesia ridia il testo dell'emendamento. Lo ristampo perché non già c'è. prima. Prego, Mormair. Quindi procedo con Moretti intanto. Allora, nulla di contrario rispetto al fatto che vengano fissati dei termini. Non credevo di aver ricevuto una lezione da questo punto di vista, è chiaro che l'ho detto in premessa e lo ribadisco, nessuna intenzione di cercare di rallentare l'opera, pertanto il fatto stesso che l'invito era in qualche modo anche stato così caldeggiato perché fosse celere, ma va benissimo metterci dei termini, quindi va benissimo il termine del febbraio 2025 e anche il fatto di specificare le tempistiche rispetto ai comuni che possono in qualche modo comunicare i tecnici direttamente all'assessorato competente. Per quanto riguarda invece la proposta di Caligaris, sì, anche quello comprendo la puntualizzazione, quindi per me non nessun tipo di contrarietà. Credo che sempre cercando nello spirito di... la mozione è nata con un obiettivo, che è quello di cercare di trovare un momento di approfondimento e di comprensione di quelli che sono i percorsi che sono stati avviati. Per quanto riguarda Putto, è una proposta di riformulazione orale che poi l'ha sottoscritta di aggiungere al dispositivo il seguente punto. Rispetto, io l'ho sentito verbalmente, no? Cioè la richiesta è quella di dare l'opportunità di presentare altre soluzioni tecniche. Ecco, allora su questo io credo che avranno spazio i comuni di poter eventualmente raccogliere quelle indicazioni e indicarle direttamente tramite i comuni, cioè non andrei a dare a chiunque la possibilità di intervenire. Quindi no. Quindi ci togliamo il problema. Non lo stampo neanche. No. Grazie. Adesso i due emendamenti che lei ha accolto vanno coordinati tra di loro. Chi ha parlato non può intervenire di nuovo. Sì, lei sì. L'unica cosa è che vanno coordinati. E adesso vedo l'ufficio, prego, risponga intanto. Pronto? Ecco, sì. Solo per illustrare brevissimamente l'emendamento.
che ha due scopi, due obiettivi. Il primo, quello di definire la possibilità che i comuni indichino un numero fisso di esperti e che in qualche maniera permetta loro di avere degli interlocutori certi. La seconda è quello di dare tempi certi rispetto all'audizione che appunto abbiamo voluto inserire. Fa piacere che il collega, il primo firmatario, condivida questo tipo di proposta. Rispetto all'audizione diciamo tecnica dell'autorità di bacino, presso l'autorità di bacino, affinché vi sia una miglior comprensione degli interventi previsti nell'allegato 3B, che poi è la parte originaria della mozione, perché dal 1° marzo, ai colleghi l'ho già anticipato, partirà la richiesta di audizione presso la 4ª Commissione, questo lo voglio solo chiarire ai fini della comprensione e della trasparenza su questo tema, proprio perché questo è un passaggio intermedio, perché l'audizione del 4 novembre non ha permesso a tutti i tecnici presenti di avere la diretta interlocuzione con l'autorità di bacino, che ricordo è autorità, voglio dire, che dipende dal Ministero competente. Quindi, da questo punto di vista, attenzione da un lato alla sicurezza, ma anche attenzione alla mitigazione il più possibile ampia degli impatti ambientali. Tenuto conto, e l'audizione l'ha esplicitato, l'audizione del 4 novembre l'ha esplicitato in maniera diretta, chiara, lampante, che su questo tema non c'è coalizione, non c'è partito che tenga, perché, e l'abbiamo visto dalle audizioni dei sindaci, e l'ha detto il collega Maumar nella sua illustrazione della mozione, il problema sta soprattutto all'interno della coalizione di centrodestra, all'interno di qualche partito di centrodestra, di questa coalizione, che a seconda dei territori dove si trova ha una posizione legittimamente diversa. Questo per dire che il tema è delicato e che proprio perché l'assessore, bisogna riconoscere, non si tira indietro, deve avere il quadro chiaro. Questo a beneficio del ragionamento di tutti, perché le audizioni del 4 novembre hanno evidenziato proprio questo, e non si tratta di ambientalisti da salotto, ma si tratta di questioni vere che sono state sollevate da chi il territorio lo rappresenta in maniera del tutto legittima e in maniera seria. Grazie. I due emendamenti vanno coordinati tra di loro ed eventualmente integrati per raggiungere un unico emendamento. Pertanto io sospendo la seduta per 10 minuti e do tempo ai... No, poi si può anche, possiamo illustrare, poi sospendo, perché comunque... Prego. Presidente, buongiorno. Sì. Credo che la lettera A del mio emendamento, tenuto conto che a seguito della delibera di Generalità di luglio sarà avviato nei prossimi mesi l'iter per la redazione dei documenti di fattibilità e di indirizzo della progettazione delle opere previste dal PGRA che si definiranno compiutamente nel 2025, resta, mentre la lettera B al punto 1 dell'impegno nei confronti della Giunta, dopo le parole a promuovere sono inserite le seguenti: senza alcun rallentamento all'iter avviato. Questo propongo che sia un subemendamento all'emendamento Moretti e quindi credo che lo coordiniamo così, dovrebbe... Quindi per quanto riguarda l'emendamento proposto da lei Di Bert, rimane solamente tenuto conto che mentre il punto B viene stralciato e tolto da questo emendamento, e il punto B finisce a diventare un subemendamento
dell'emendamento Moretti dopo il punto 2. Sì. Moretti va bene? Per cui interviene, il mio punto B diventa un subemendamento al punto 2 di Moretti a promuovere senza alcun rallentamento dell'iter avviato un'audizione da tenersi entro il mese di febbraio 2025. Moretti va bene? Bene. Ok. Un attimo, professor. Prego. Allora, volevo anche spiegare questo emendamento. Allora, innanzitutto volevo... Presidente, mi scusi, ho il tempo azzerato o me l'hanno... No, perché non credo di averlo finito. Date il tempo a Caligaris per cortesia. Non credo di averlo finito. Allora, per quanto riguarda la questione delle mozioni e dei tempi delle mozioni, io credo, e forse anche della legge sul CRPO di oggi, no? Credo, ma soprattutto sulle mozioni, che per alcuni argomenti è giusto, bisogna anche ragionare così e pensare che è giusto che fino all'ultimo minuto ci sia la possibilità e si cerchi anche la massima convergenza possibile fra maggioranza e opposizione, per cui forse anche bisogna scusarsi per quello che è successo oggi, ma credo che abbiamo fatto un lavoro fino all'ultimo minuto e sul lago di Cavazzo e anche forse su questo. Per quanto riguarda gli interventi che ho sentito, è vero, ci sono stati tanti studi, tanti anni, come ha detto Martinez, ed è anche il tempo di prendere una decisione. Però non è chiaro, e vedo nei vostri interventi, che la mozione proposta dal collega Maurmaier e dagli altri non intendeva dilatare i tempi della decisione, no? Anche perché i tempi per arrivare ai necessari approfondimenti e per arrivare alla come veniva proposta, alla migliore comprensione degli interventi previsti nell'allegato 3B del piano di gestione di rischio alluvioni ci siano tutti senza rallentare l'iter, proprio perché c'è una necessità anche di prendere una decisione per garantire la sicurezza di alcuni cittadini di alcune zone del Friuli Venezia Giulia. Per questo ritengo che questo emendamento fatto e questo subemendamento che sono collegati serve semplicemente a chiarire a tutti quello che era già chiaro sia alla maggioranza che credo all'assessore, sono sicuro. Grazie. Grazie. Assessore, prego. Puto? No, non può, è già intervenuto, lei non può. Ma non interviene nel merito però. Sì. Grazie. Sull'ordine dei lavori per l'appunto chiedo che dopo la pausa vi sia un testo. Io non ho capito. Ci tengo a leggere. Allora lo spiego io. Il sistema riesce all'inconveniente di prima. Vorrei vedere il testo che fa la sintesi dei due emendamenti, se no non è chiaro. Allora, cerco di essere chiaro io. Per quanto riguarda l'emendamento Caligaris di Bert, viene tolto il punto B, quindi rimane solamente la prima parte dell'emendamento, ma il punto B scompare. Per quanto riguarda l'emendamento Moretti, rimane così solo che nel punto 2 a promuovere senza alcun rallentamento dell'iter avviato un'audizione, eccetera. Quindi in pratica è molto, molto semplice alla fine l'integrazione. Prego, Assessore. Sì. Grazie. Eravamo in marzo di quest'anno a Pordenone, quando il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni firmò con il Presidente Federica i fondi, Stato-Regione, fondi di coesione, quando raccontò un episodio che fra l'altro io e il Presidente ne parlammo prima che diventasse Presidente del Consiglio, riguardavano una storia vera molto interessante del sindaco di Fudai che costruì
negli anni a cavallo fra 70 e 80 una protezione per la cittadina alta 16 metri, casualmente centimetro più, centimetro meno, quanto sarà il ponte traversa, e che fu fortemente osteggiata dai cittadini di Fudai, però il sindaco che governava da tanti anni, governò per 40 anni per l'invidia del sindaco di Piazza, ed era già abbastanza vecchio, aveva più o meno la mia età, ed era nato nel 1909, aveva visto la grande tsunami del 1933 e le migliaia di morti, e suo padre e suo nonno gli raccontavano quello che successe a fine 800 con 22.000 morti. E allora lui, che ha vissuto questo, volle fortemente quest'opera, fortemente contestata, ma la fece lo stesso. Nel 2001 poi lasciò, ma con l'opera costruita. Nel 2011 venne il grande tsunami che tutti noi abbiamo visto e conosciamo, e tutta quella costa del Giappone venne spazzata via con migliaia e migliaia di morti. L'unica cittadina rimasta in piedi fu Fudai. E il sindaco divenne un eroe, il sindaco profeta. Nel frattempo era morto e la sua tomba continua ad essere piena di fiori. Ecco, tutti hanno battuto le mani, sindaci di destra, di sinistra, civici, a questo racconto del Presidente. E quindi io vorrei che anche in quest'Aula ci ricordassimo, anche se pochissimi di voi erano nati nel 66, io ero un bambino, andavo alle prime classi elementari, e ricordo le immagini di Firenze, di Venezia, ricordo Trieste sotto acqua, ho letto di quello che è successo alla Tisana, ho letto quello che è successo in Carni, e quindi vorrei che questo sia il faro di quello che è il nostro mandato sul tagliamento, ed evitare tutte le balle in buona e cattiva fede vengono dette, a cominciare da chiamare diga qualcosa che diga non è, a travisare più o meno ingenuamente o artatamente le mie parole quando parlo di un ponte pericolante. Non ho mai detto, l'ha spiegato molto bene la collega, non l'ho mai detto che il ponte attuale è pericolante. Ho solo ricordato per la memoria storica che 100 anni fa, appena costruito, una piena del fiume si portò via un pezzo, e quindi è presumibile, penso che anche un bambino lo può dire, che quando il fiume Tagliamento nuovamente, e lo farà, avrà una grande piena, quel ponte sarà a rischio. Ma non occorre essere un ingegnere per poterlo dire, è la storia delle cronache di 100 anni fa che lo dice. E poi l'ho spiegato molto bene tecnicamente la mia collega. Altre balle che sento dire che favoriamo la lobby dei costruttori, a parte che sono gare europee, la lobby dovrebbe essere europea, però di questo chi l'ha dichiarato a mezzo stampa farà una verifica il mio legale. Poi il Ponte Nuovo, non sappiamo come sarà il Ponte Nuovo, come la Tisana non si sapeva prima, e quindi spiegherò quale sarà la tempistica per arrivare a questa. La Tisana non si sapeva quale sarà il ponte, quindi neppure noi oggi sappiamo come verrà, se sarà come il ponte di Verrazzano, come il ponte di Brooklyn, come il ponte di Manhattan, non lo sappiamo, lo faranno i tecnici, noi abbiamo semplicemente da seguire le linee tecnico-scientifiche che ci dicono che il tagliamento così com'è farà danni, e certamente dei danni importanti. La zona naturale anche a me piacerebbe, vedere le cartoline tutte verdi senza nulla in mezzo, però purtroppo non è possibile. Quindi se noi poi nel frattempo, fra una delibera effettiva e una di indirizzo, abbiamo cambiato modus operandi, è proprio perché c'è l'ascolto del territorio, proprio perché abbiamo fatto tanti incontri con tutti i sindaci, che legittimamente, è stato ricordato, hanno da difendere il loro territorio e spesso, non avendo la cognizione tecnica, magari danno delle indicazioni o recepiscono indicazioni dei comitati che magari in qualche maniera probabilmente non hanno queste informazioni tecniche. Per cui anche in questo senso va la mozione, andare con degli esperti nominati dai comuni in contraddittorio con chi ha fatto il piano. Ricordo, il piano non l'ha fatto la Regione, l'ha fatto l'autorità di bacino, e ricordiamolo ancora, è un'autorità ministeriale presieduta dal Ministero dell'Ambiente. Quindi magari evitiamo qualche, per il bene del territorio, che è battuta nei comunicati, siamo alle comiche, non condivido una frase di questo tipo, perché
Condivido soltanto la seconda parte, che non c'è nulla da ridere, perché dovremmo veramente tutti quanti seriamente pensare a quello che è il progetto da portare avanti. Qualunque esso sia, come qualche dichiarazione imbarazzante nei confronti del sottoscritto, io penso sia imbarazzante rincorrere l'aumento di qualche pugno di voti, semmai alle prossime elezioni quel partito che ha espresso questo consigliere, detto questo, sarà presente in Consiglio, no? Per andare a correre dietro un comitato che fa a gara a spararla più grossa. Ecco. Abbiamo degli oneri di decidere, avete detto, dei banchi dell'opposizione, e quindi mi sembra, anche qualcuno di voi l'ha detto, che io non mi sono mai tirato indietro dal prendere decisioni, non lo farò neanche questa volta, e non lo farò per molti motivi. I più importanti sono per una coscienza morale, e chi ce l'ha cristiana, ma anche per una coscienza politica, e quindi in questo non transigo, e soprattutto è anche importante, non certamente al primo posto, ma anche, perché le responsabilità me ne sono tutte prese, una responsabilità civile e responsabilità penale. Poi, a proposito di decisioni, dopo 60 anni abbiamo deciso che questa opera va portata avanti nella maniera migliore possibile per il territorio, condiviso col territorio, e questa mozione va in questo senso. Sono stati chiesti i tempi. I tempi sono che da adesso alle prossime settimane andrà ad essere conclusa la procedura di affidamento per l'incarico e la redazione del documento di fattibilità e del documento di indirizzo. Poi, ai sensi del codice degli appalti, 36 del 23, per quanto riguarda la traversa ponte di Dignano, parte entro fine anno quest'anno, e la durata appunto per una durata di 6 mesi, e nei 6 mesi successivi alla gara la redazione. Un mese dopo, stessa cosa per Madrisio Varmo. Ho detto che Varmo non è nominato, Varmo è nominato. Un mese dopo, per una questione che i soldi sono stati messi, 1,7 milioni era questo importo precedente per quanto riguarda l'affidamento, quello successivo sono 2 milioni, parliamo di Madrisio e Varmo, a febbraio, dopo lo stanziamento estivo, in stabilità, cioè mentre il primo, scusate, 1,7 era nell'assestamento estivo, questo va in stabilità e quindi partirà un mese dopo. Stessa procedura, 6 mesi più 6 mesi, quindi il prossimo anno avremo anche la seconda fase. Poi facciamo le procedure nel 26 per l'affidamento vero e proprio del progetto, dove avremo 6 mesi per la procedura di gara e 1 anno per appunto avere il progetto definitivo. Ecco, questo era tutto stato anticipato nella lettera che ho inviato a tutti i comuni ancora nell'estate scorsa. Grazie. Grazie Assessore. Per la replica Maurmair. Grazie per il tempo che mi viene concesso. Allora, innanzitutto credo che la maggioranza non abbia dubbi su come procedere su questa mozione e lo vedremo coi voti, insomma, credo che questo sarà la sintesi. E mi sento di dire che non possiamo essere portatori dell'interesse di un singolo territorio. Questo è chiaro, cioè stiamo cercando di fare un lavoro che è quello di rappresentare l'intero territorio regionale, quindi dobbiamo in qualche modo dare una risposta di sistema. E ci tengo anche a evidenziare che, mi sorprende la consigliera Pellegrino in questo, cioè rivendico la libertà di poter presentare una mozione quando lo ritengo opportuno, tanto più se sottoscritta da tanti altri consiglieri. Io sinceramente questi richiami li trovo un po' antidemocratici anche sinceramente, cioè credo che sia legittimo poter presentare una mozione quando la si ritiene opportuna dopo una discussione a cui ho assistito, quindi sinceramente non comprendo il perché debba sentirmi nel torto per averlo fatto. Sottolineo anche che rispetto alla questione dei tecnici, di richiesta dei tecnici da udire,
anche comuni interessati, tra i quali la Tisana, ha sottolineato con un proprio ordine del giorno approvato il 23 agosto del 2024 la richiesta di audizione di tecnici competenti indicati dalla stessa amministrazione comunale. Quindi credo che stiamo andando tutti nella stessa direzione. Quello che credo sia opportuno ed è il motivo per il quale ho presentato la mozione, è proprio fare in modo che in quei tempi che sono stati illustrati da parte dell'assessore ci sia la possibilità di ascoltare le parti istituzionali che hanno espresso delle perplessità, perché come ho già detto più volte non vorrei poi ritrovarmi che a fronte magari di qualche mancato ascolto ci possa essere qualche orpello amministrativo che blocchi le procedure. Quindi è giusto ed è corretto ascoltare i pareri dei tecnici, questo era il senso della mozione. Poi è chiaro che la politica si divide, ci sono coloro che pensano di raccogliere maggiore consenso nel mettersi contro le opere a monte, ci sono coloro che ritengono di poter avere maggior consenso nel ottenerle. Credo che invece dovremmo essere tutti quanti coesi rispetto al fatto che il tema del tagliamento va affrontato di sistema con un appoggio da parte di tutto il Consiglio al lavoro che abbiamo presentato. Grazie. Grazie. Bene, ci sono dichiarazioni di voto? Capozzi. Grazie Presidente. Ribadisco che la querela indecorosa a cui abbiamo assistito in questi mesi continua e questa mozione è soltanto l'epilogo perché dall'intervento dello stesso Assessore parla di procedere verso il ponte Traversa, quando invece nel dispositivo di questa mozione si parla di comprendere meglio gli interventi previsti nell'allegato 3B. E collega, ma ormai io le dico che l'allegato 3B l'ho letto, l'allegato 3B parlava di Traversa di Pinzano, il quale è stato sostituito dal decreto 173 del 2023, il quale poi sostituisce la Traversa di Pinzano con la traversa adiacente al ponte di Dignano. Quindi trovo paradossale approfondire un'opera che dalle stesse dichiarazioni del Assessore Scoccimarro appare superata. Pertanto esprimerò voto contrario. Pellegrino. Grazie Presidente. Sì, la mia dichiarazione di voto è chiara e forte, dirò che sono contro a questa mozione per due motivi semplici. Uno, perché l'ho trovato, e l'ho già detto, uno sgarbo istituzionale nei confronti della quarta commissione, nei confronti dell'ufficio di presidenza di quella commissione, che con fatica aveva portato avanti un lavoro concertato con una grande e importante, ma anche con l'assessorato, perché abbiamo fatto un'audizione particolarmente nutrita e che stava comunque portando avanti un percorso. Ecco, io vedo, presentando questa mozione, l'ho già detto, una fuga in avanti proprio perché in quella mozione si erano evidenziate delle chiare criticità, soprattutto per quello che riguarda i membri tecnici, non soltanto quelli politici dei sindaci. Inoltre, l'uscita da quella commissione da parte dell'autorità di bacino senza ascoltare tutti quanti, ma soprattutto senza permettere a noi consiglieri di interloquire con lei e di offendere sostanzialmente alcuni auditi dicendo presentate i vostri progetti, caricateli sul nostro sito e noi li valuteremo, credo che andare proprio a casa loro a fare un'audizione, credo che questo sia davvero una cosiddetta fuga in avanti che taglia completamente il dibattito qui in aula con i consiglieri. Ed è questo il motivo per cui lo ritengo, consigliere Maurmai, uno sgarbo istituzionale.
Quindi avremmo dovuto dare corso fino alla fine, perché quella commissione non si era conclusa. Lei stesso quel giorno aveva chiesto che la commissione non avesse conclusione, perché non aveva avuto la disponibilità nei tempi a disposizione di poter intervenire, e quindi come ufficio di presidenza abbiamo ritenuto di non chiudere quell'audizione e di riconvocarci a una data congrua. Aggiungo che la quarta commissione, io le seguo tutte, consigliere Maurmaier, compresa la sua, è la quarta commissione, è la commissione che ha fatto più audizioni dall'inizio di questa legislatura ad oggi. Si convoca costantemente, anche perché le tematiche ambientali stanno diventando sempre più prioritarie, diciamo così, anche all'attenzione dei cittadini, ma non solo dei cittadini. Quindi questo è il motivo per cui trovo che la sua mozione nel metodo, e quindi di averla presentata adesso a pochissimi giorni da quell'audizione, ma nel merito soprattutto perché permette di andare all'autorità di bacino a convincere, io la posso solo vedere così, a imbonire quei sindaci che porteranno i loro tecnici, perché questo c'è scritto in quel dispositivo. Io non metto in discussione quello che c'è nella premessa, persino la questione del ponte vetusto e che non è Vada sicuro. a concludere, per cortesia. Arrivo a conclusione, grazie Presidente. Quindi, anzi, addirittura chiederei che questa mozione venisse ritirata, che si ritornasse sul percorso istituzionale così come voluto da questo Consiglio e dalla Commissione. E pertanto il mio voto è sicuramente contrario. Altre dichiarazioni di voto? Onsel? Sì, avevo chiesto di chiarire bene, no, al proponente, alla Giunta, se si intendeva il progetto con i 2 manufatti o il progetto con un unico manufatto. E questo però non è stato fatto, e la mozione, pur avendo 5 pagine di premesse, poi alla fine nel dispositivo si trincera dietro una sigla dalla quale è risultato patente che non fosse nemmeno chiaro dietro questa sigla che cosa si intendeva, perché appunto la tesi del proponente era diversa da quella della consigliera Capozzi. Pertanto credo che qui stiamo veramente nuotando nella confusione, e non è accettabile che un Consiglio regionale faccia una mozione così incerta. A me ha preoccupato questa indecisione che c'è stata, e mi hanno preoccupato anche le parole dell'assessore, che ha fatto un cronoprogramma ma non è chiaro su quale progetto. E poi c'è il problema che nell'emendamento Capozzi c'era anche il punto fondamentale di trovare una condivisione con i rappresentanti dei territori, che invece qui appunto nell'audizione non si capisce nemmeno chi ci andrà. Ci andrà, non so, un gruppetto, un manipolo no, non lo so, appunto, di consiglieri che si saranno messi d'accordo attraverso un'audizione telematica, non lo so, perché appunto, come è successo nella precedente, diciamo, infelice mozione. Pertanto il mio voto sarà contrario. Grazie. Grazie. E Forza Italia, dichiarazione di voto? No? Prego Patto. Sì, grazie Presidente. Ma confesso che la volontà di votare a favore di questa mozione è vacillata dopo le dichiarazioni in replica del collega Maurmaier e dell'assessore Scoccimarro. Ma vacillata pesantemente. Perché voi avete detto esattamente il contrario di quello che c'è scritto nel dispositivo. Cioè l'assessore Scoccimarro si è spinto a fare il cronoprogramma della realizzazione dell'opera. Ma scusate, cosa udite a fare i tecnici dei sindaci? Tra parentesi, dei vostri sindaci, perché mi sembra che i sindaci di Spilimbergo, di Dignano, non siano di altra parte politica. Cosa li audite a fare? Siete arrivati a dire, da una parte, il cronoprogramma delle opere, quindi abbiamo già in previsione di fare i bandi di gara, eccetera, dall'altra a dire, sì, audiamo perché poi non vorremmo ci fossero degli intoppi, no, amministrativi con qualcuno che si mette di traverso. Allora,
Io capisco tutto, capisco la realpolitik, capisco le logiche del consenso, capisco tutto, ma siamo arrivati veramente a un livello infimo. Se io fossi nei vostri sindaci di quel territorio che devono indicarvi tecnici, mi rifiuterei di farlo, perché li state prendendo in giro. Così li state prendendo in giro, perché gli avete detto, diteci tecnici, ce li portate qua in audizione, magari venite anche voi, ma sappiate bene che noi comunque quell'opera lì la facciamo. Io francamente credo che li state prendendo in giro, però siccome nelle sedi istituzionali come queste valgono quello che si scrive e non quello che si dice, per fortuna, perché qui dentro abbiamo sentito di tutto e di più in questi anni, io rimango fedele al dispositivo della mozione, in cui si promuove un'audizione al fine di favorire la migliore comprensione degli interventi previsti nell'allegato 3B. La migliore comprensione può anche voler dire che quegli interventi vengono ritenuti inadeguati. Inadeguati. Se i tecnici, se voi siete coerenti, se no le audizioni non le fate, perché se audite le persone vi mettete anche nelle condizioni di ascoltare quello che vi dicono i tecnici, e i tecnici in quell'audizione potrebbero anche dire che le opere previste nell'allegato 3B non sono giuste, né per mettere in sicurezza la Tisana né per garantire la naturalità del fiume. Un'audizione significa questo, e voi questo avete scritto nel dispositivo. Io rimango fedele al dispositivo, faccio finta di non aver ascoltato quello che avete detto in replica e nelle dichiarazioni dell'assessore, anche se rimangono a verbale, che sono in palese contraddizione col dispositivo della mozione. Sono in palese contraddizione. Allora, rispetto a questo, io credo che vada veramente fatto un ragionamento, perché su questa tematica non è possibile giocare. Non è possibile giocare, ed è per questo che noi votiamo a favore di un'audizione ulteriore, perché è necessario approfondire, è necessario farlo in tempi stretti, ma le parole che avete detto veramente sono totalmente fuori luogo rispetto a quello che c'è scritto qua dentro. Federica Presidente, Fratelli d'Italia, dichiarazione di voto. PD, prego. Grazie Presidente. In quest'Aula noi stiamo alle cose che si scrivono e ai documenti che si approvano. Documenti che si approvano dalla mozione base agli emendamenti sono chiari. Dal 1° marzo, l'ho detto, l'ho ripetuto, presenteremo, una volta terminato il termine nel quale abbiamo chiesto di poter inserire il fatto che si sentano i professionisti, che si confrontino i professionisti indicati dai comuni con l'autorità di bacino, partirà la richiesta di convocazione della 4ª commissione e questo sarà quello che noi voteremo. Abbiamo una sola parola, quando la prendiamo la manteniamo, e per noi quello che sta scritto nella mozione base e nei 2 emendamenti sarà quello che voteremo. Noi ci fermiamo qui, non dico null'altro perché alcuni colleghi l'hanno già detto, anche nelle audizioni alcuni colleghi sono già intervenuti e quindi la nostra posizione a questo punto di vista è chiaro. In quest'Aula noi votiamo quello che c'è scritto e per noi vale quello. Tutte le altre intenzioni o i retropensieri o i vari si dice per noi non contano nulla. Vedo che la collega Spagnolo, che ha fatto un intervento accalorato che capisco, non è presente, ne prendo atto. Per noi vale questo e anche il nostro voto sarà favorevole. Non ci sono altri interventi? Bene. Il capogruppo Giacomelli chiede rilevazione di voti sia sugli emendamenti che sulla mozione. Ok. Allora, poniamo prima in votazione l'emendamento Calligaris di Bert, che come modificato poi oralmente tiene solamente la lettera A, dopo l'ultimo punto delle premesse inserito il seguente, tenuto conto, eccetera, eccetera, fino a nel 2025. Il punto B viene tolto. Quindi votiamo questo emendamento, aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Approvato. Ora poniamo in votazione l'emendamento Moretti ed altri che ha un'integrazione al punto 2 a promuovere, e qui sul subemendamento orale del collega Caligaris che riprende il punto precedente del loro emendamento, senza alcun rallentamento nell'iter avviato. A promuovere quindi senza alcun rallentamento nell'iter avviato un'audizione da tenersi, eccetera, eccetera. Poniamo in votazione l'emendamento Moretti e altri così come subemendato oralmente da Caligaris. Prego. Chiusa la votazione. Approvato. Ora poniamo in votazione la mozione numero 100 così come emendata con gli emendamenti approvati. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Approvata la mozione.